Buongiorno a tutti e grazie per essere qui presenti. Oggi presentiamo una mozione che riguarda un tema molto sentito e sul quale si sta dibattendo da anni, quello della sicurezza idraulica, della tutela delle persone e della tutela ambientale lungo il fiume Piave. Prima di entrare nel dettaglio del provvedimento vorrei però fare due premesse per me fondamentali. La prima è la doverosa specifica il fatto che questa mozione non vuole essere uno strumento di posticipazione ad infinitum della questione, ma al contrario vorrebbe poter dare una metodologia e uno strumento che affronti in maniera dirimente la questione. La seconda premessa è che, visti i cospicui, approfonditi ed estremamente attuali dibattimenti già avvenuti in questi anni riguardanti il tema tecnico-ambientale e quello naturalistico, vorrei riportare la discussione e il confronto a quello che è stato il tema tecnico di partenza, l'idraulica. Partendo da queste due premesse specificazioni sostanziali, sottolineo inoltre che per le premesse tecniche della mozione ho trovato spunto in un dettagliatissimo documento che è già agli atti dei precedenti dibattimenti da 4 illustrissimi professori universitari che cito in rigoroso ordine alfabetico. Simone Bizzi, professore associato del Dipartimento di Geoscienze, docente di geomorfologia e telerilevamento dell'Università di Padova. Francesco Comiti, professore associato del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, già docente di gestione dei rischi naturali alla Libera Università di Bolzano e oggi docente di idraulica agraria e forestale all'Università di Padova. Andrea Marion, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Industriale, docente di Ingegneria Idraulica all'Università di Padova. Nicola Surian, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Geoscienze, docente di Geomorfologia all'Università di Padova. Preciso anche che non intendo entrare personalmente nel merito del tecnicismo idraulico, ma che la mozione nasce e si struttura ripartendo comunque proprio dall'idraulica, cercando di fornire uno spunto costruttivo per approfondire questa tematica attraverso un'analisi attuale che coinvolga le molteplici eccellenze che le università venete esprimono al loro interno. Le richieste conclusive della mozione infatti sono rivolte a far istituire un tavolo tecnico straordinario con il Ministero dell'Ambiente, con il commissario straordinario, che ringrazio per il prezioso lavoro fatto fino ad oggi, con il Comune di Crocetta del Montello, che è qui rappresentato dal suo sindaco Marianella Tormena, nonché con le università con sede nella nostra regione e i preparatissimi professionisti che vi lavorano. Qual è il fine? Il fine di procedere al meglio per il Veneto e per i veneti. Mi auguro che tutti gli attori colgano, in un'ottica di proficua e trasparente collaborazione, la convenienza di questa opportunità. Sulla scia di quanto ho appena detto, a titolo esemplificativo, accenno a qualche spunto. Il Piave è uno dei fiumi più artificializzati d'Europa per captazioni e o serbatoi ad uso irriguo e idroelettrico. Storicamente è stato soggetto a piene esondazioni anche di grande intensità, su tutte quella dell'ottobre del 1881, del 4 novembre 1966 e del 16 novembre del 2019. Motivo che ha sempre interessato studiosi ed amministratori su problemi di gestione del rischio idraulico. Il Piave, come molti altri fiumi alpini, ha subito negli ultimi decenni, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo, dei forti impatti antropici. Questi impatti sono riconducibili soprattutto alla costruzione di dighe e al prelievo di sedimenti dall'alveo. La costruzione di dighe ha interessato e riguardato sia l'asta principale del Piave che i suoi principali affluenti e ha determinato una forte alterazione sui processi di trasporto dei sedimenti, ma anche sul regime idrologico. Questi impatti antropici hanno quindi determinato una forte alterazione sia nelle portate solide, il trasporto solido, che liquide, portate formative, con effetti molto evidenti sulla morfologia del Piave. Lungo buona parte dell'asta del Piave, compresa l'area delle Grave di Ciano, l'alveo del Piave si è ristretto notevolmente e si è inciso.
Queste modificazioni morfologiche dei processi, esempio la riduzione del trasporto solido, comportano una serie di effetti negativi sia dal punto di vista idraulico, ovvero un trasferimento più veloce delle portate di piena da monte verso valle, che da un punto di vista morfologico e ambientale, e quindi un minor apporto di sedimenti verso la costa, impoverimento degli ecosistemi acquatici e ripariali. Nel Piave, come in molti altri corsi d'acqua che hanno subito alterazioni così rapide e profonde negli ultimi decenni, sono necessarie azioni che migliorino la dinamica del sedimento all'interno del sistema fluviale e quindi trasferimento dalle aree montane collinari alla bassa pianura e quindi alla costa. E anche sono importanti azioni che migliorino la dinamica morfologica, ad esempio favorendo una maggior mobilità laterale del corso d'acqua. Questi approcci gestionali, che mirano ad incrementare la continuità longitudinale e laterale dei processi fluviali, sono ampiamente condivisi all'interno della comunità scientifica, ma anche prioritari nella normativa vigente sia su scala nazionale che europea. Oltre alla direttiva europea sulle acque, si veda la recente iniziativa europea per tutelare e incrementare la continuità longitudinale dei corsi d'acqua, parte della più ampia Biodiversity Strategy for 2030. La località di Ciano rappresenta, tra le varie alternative possibili indicate nei vari studi susseguitisi per oltre 5 decadi, l'ipotesi che impatta il Piave nella zona di maggior pendenza, lo vediamo nella slide, caratterizzata da materiale sedimentario più grossolano e dalla maggior ampiezza della distribuzione granulometrica del materiale del fondo. Questi elementi sono sufficienti a rendere intuitivo, anche senza l'introduzione di formule e di calcoli specifici, che la zona prescelta è quella in cui risulta più intenso il fenomeno della sovrapposizione alla portata liquida di una portata solida per classi granulometriche molto ampie. Si va dai ciottoli alla ghiaia fino alla sabbia. Il tratto di Ciano rappresenta perciò, tra le alternative possibili per la costruzione di invasi lungo il medio e basso corso del Piave, il tratto attivo per trasporto solido e di conseguenza con il maggior tasso potenziale di variazione della geometria dell'alveo. Procedendo verso valle, infatti, vediamo nella slide, la pendenza dell'alveo si riduce, annullando via via la mobilità dei sedimenti di dimensione maggiore. L'alveo risulta perciò progressivamente caratterizzato da granulometrie meno eterogenee e di dimensioni decrescenti. Gli invasi già costruiti ed in fase di realizzazione sul territorio veneto sono tutti situati in località di alta pianura, fuori dal tratto pedemontano dei corsi d'acqua, ad eccezione proprio dell'invaso previsto a Ciano del Montello e di quello Bacino Meda. Quest'ultimo peraltro rappresenta un intervento molto meno impattante per dimensione dell'invaso e per importanza e dimensione del corso d'acqua che intercetta, che è il fiume Astico. Proprio il caso dell'Astico, per il quale sono previsti ben 3 invasi, dei quali solo uno estremamente contenuto nella fascia prealpina e gli altri in alta pianura vicentina, segnala l'anomalia del progetto dell'invaso di Ciano. Non vi sia perciò da sorprendersi del fatto che la proposta di costruzione della cassa di espansione alle Grave di Ciano sia diventato un caso particolarmente controverso e rappresenta infatti una evidente anomalia nella programmazione di interventi di difesa idraulica previsti in Veneto, sia per dimensione che per collocazione geografica dell'opera. I modelli idrodinamici unidimensionali e bidimensionali utilizzati in tutti gli studi nelle ultime 5 decadi hanno sì permesso la creazione di scenari attendibili di risposta idraulica a breve termine in occasione di piene fluviali, ma sotto l'ipotesi restrittiva che la geometria dell'alveo non risulti a sua volta mutevole nel corso dell'evento. La debolezza di tale ipotesi è facilmente constatabile nei casi in cui l'accadimento di piene sia accompagnato da intensi fenomeni di trasporto solido e quindi di dinamica morfologica.
situazione che è molto frequente, ossia non associata necessariamente ad eventi di piena eccezionale, nel caso di corsi d'acqua pluricursuali come è il Piave. I modelli puramente idrodinamici si rivelano inappropriati ed inefficaci alla valutazione della risposta a lungo termine del sistema fluviale, su scale temporali molto superiori ai tempi di passaggio di una piena. E arrivo all'ultima slide. La valutazione di interventi, quindi come la costruzione di un'enorme cassa di espansione alle Grave di Ciano e il confronto tra soluzioni e siti alternativi, non può, per quanto esposto, prescindere da un'attenta e scrupolosa analisi degli effetti morfologici che le opere possono generare non solo sul breve, ma anche sul medio e lungo termine temporale e su scale spaziali adeguatamente ampie. Questo richiede una fase di studio nuova che comprenda l'applicazione dei più moderni strumenti di indagine e di modellazione con i quali costruire i probabili scenari di impatto. Questa fase appare ineludibile per poter arrivare a una decisione consapevole nei tempi brevi imposti dal rischio idraulico che affligge il tratto terminale del fiume Piave. Per questo con la mozione chiedo di istituire, previa stipula di un'apposita intesa, un tavolo tecnico straordinario coinvolgendo l'amministrazione comunale di Crocetta del Montello, a cui a breve lascerò la parola, il commissario straordinario incaricato e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché le università con sede nella regione del Veneto, al fine di creare un confronto e un luogo di confronto e di concertazione sulla progettazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano, nel quale poter valutare approfonditamente la sicurezza idrologica e di tutti i possibili interventi lungo l'intero alveo del fiume Piave, le migliori tecniche per garantire la tutela di persone, di beni e di attività e al contempo la salvaguardia del sito delle Grave di Ciano. Chiedo anche di sottoporre all'attenzione del tavolo tecnico straordinario la possibilità di adottare, come disposto dal decreto del commissario straordinario numero 8 del 23 dicembre 2025, soluzioni progettuali che contemplino il bilancio degli effetti paesaggistici, ingegneristici, ambientali ed economici, tenendo altresì conto, in sede di progettazione definitiva, dei recenti sviluppi dell'ingegneria idraulica, nonché degli ultimi studi sulla dinamica dei sedimenti del fiume Piave, anche sulla base di quanto sarà in quella sede evidenziato dalle università venete. Chiedo infine di evidenziare nella sede del tavolo straordinario profili di possibile non conformità della strategia fin qui perseguita, che consiste nell'affidare la mitigazione del rischio idraulico dei territori del Basso Piave ad una sola grande cassa di espansione, da realizzarsi presso le Grave di Ciano, ai principi stabiliti dalla normativa vigente in tema di gestione del rischio alluvionale. Grazie, ringrazio il sindaco Marianella Tormana, sindaco di Crocetta del Montello, a cui lascio la parola in quanto è parte anche di questa mozione, essendo coinvolta se verrà istituito, nel tavolo tecnico straordinario. Ringrazio io per prima, ringrazio il consigliere Sonia Brescaccin per la disponibilità e la tempestività di questo intervento. Ringrazio il suo staff ovviamente, perché tanto vuol dire anche l'inserimento adeguato al contesto in cui ci troviamo. Sicuramente questo è un problema che attanaglia la nostra comunità da 9 anni più o meno, ma che si vive da molto di più, e che ha fatto emergere proprio in questi anni la necessità, per questo che il tavolo è quanto mai importante, ha fatto emergere la necessità di una visione idraulica del fiume Piave, ma potrebbe essere anche esportata, nuova, lontana da quella che era la visione, direi anni 60, sebbene sia partita negli anni 70, della Commissione De Marchi, quindi con tutte le varie
e i vari passaggi istituzionali che questa ha fatto in Veneto, che altro non ha visto che una serie di casse di laminazione essere costruite indipendente da costruirsi nei vari luoghi per la protezione dal rischio idraulico, senza andare purtroppo, ahimè, a considerare l'evoluzione, come giustamente diceva Sonia, dell'idraulica, ma anche le nuove conoscenze in campo ambientale, in campo naturalistico, in campo paesaggistico e soprattutto senza tener conto dell'evoluzione economica dei territori su cui si va a creare questi grossi impatti. Inutile negare che il resto del mondo questi grossi così interventi, il resto del mondo li sta togliendo per passare ad interventi più mitigati oppure a più interventi messi assieme, cioè sia la manutenzione, sia la cassa, sia la tutela dell'ambiente, sia una visione più performante allo stile di vita che tanto green che si cerca di proporre in vari ambiti. Io credo che si debba proprio, come si capisce dalla mozione e dalla volontà del consigliere, si debba partire dall'idraulica, perché è lei che ha, come dire, che ha creato la soluzione e che indirettamente ha creato anche il problema. Teniamo conto che di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cassa di laminazione in un'ansa del fiume, in un'area in pendenza, vicino ad una collina sedimentaria fortemente carsica. Stiamo parlando di un'area SIC ZPS unica in tutta l'asta del fiume, perché questo è. Stiamo parlando di un'area che vede alle spalle un sito UNESCO quali le colline del Prosecco. Stiamo parlando con un'area che per la vastità della cassa è il centro storico di Venezia, per dare un'idea, e che coinvolge i comuni rivieraschi che portano circa 80.000 abitanti. Quindi bisogna anche prendere in considerazione, a mio modo di vedere, l'esperienza di questi anni ci ha proprio portato a capire, bisogna prendere in considerazione quello che la scienza e la tecnica ci suggeriscono per risolvere il grosso problema del rischio idraulico del fiume, che capiamo benissimo, e una visione completa del fiume da dove nasce alla foce potrebbe essere l'ottimo suggerimento. Per cui veramente mi sento di ringraziare per tutta una comunità molto più grande della piccola Crocetta, mi sento di ringraziare di cuore il consigliere per la proposta e spero nella Regione che voglia cogliere questa occasione e vorrei dire andare oltre quella che è la visione che è nata prima che nascessi io, quindi siccome non sono proprio giovane, c'è proprio bisogno di una ventata di nuovo. Abbiamo capito Crocetta è sede di studi per Ca' Foscari, per varie università che qui vedo citate, quindi ci conoscono bene e sarà una vera soddisfazione. Credo si possa fare del bene non solo a noi, non solo al Basso Piave, che potrebbe magari avere delle soluzioni effettivamente efficaci, ma poi anche come modo di intendere l'idraulica e i fiumi si possa anche fare del bene a tutto il resto della regione, non solo. Per cui è una proposta veramente lungimirante. Questo credo di poterlo dire con tutto il cuore e la sincerità che ho dentro. Spero possa essere colta anche dagli altri gruppi politici e che si possa andare avanti. Noi siamo comunità abituate a lavorare assieme e quindi non ci sarà difficoltà. Speriamo che anche in Regione ci possa essere questa sensibilità. Per certi aspetti anche una opportunità per un territorio che ha sempre dato, a mio modo di vedere, tanto. Io non ho altro da dire, penso possa essere così, solo in primis un grazie e tutto quello che si può fare si fa. Grazie.
Grazie al sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. Se non vi sono altri interventi, io saluto, ringrazio e ringrazio anche il responsabile del gruppo, Marco Tappari, ecco, per il lavoro fatto in tutti questi mesi. Anche io veramente tantissimo, perché credo ci sia la sensibilità comunque di una persona che vive